Amici sportivi appassionati di equitazione, buon pomeriggio da Piazza di Siena in Roma. È in corso il primo giro, siamo nella parte conclusiva, mancano 10 binomi al termine del primo giro del Gran Premio Roma, la gara individuale più prestigiosa, la gara che chiude il concorso romano. 4 giorni di gare straordinarie, 4 giorni di grandi emozioni, con la storica vittoria dell'Ucraina nella Coppa delle Nazioni venerdì, e adesso con 50 binomi, 49 per il ritiro di un binomio in fase di partenza a caccia del premio individuale più importante. In questo momento c'è in campo il caporal maggiore dell'esercito italiano Lucia Vizzini, monta Carlino, questo castrone tedesco di razza Holstein di 13 anni. Ha commesso un errore agli ostacoli. La formula del Gran Premio prevede che sui 50 partenti, che in realtà, come detto, sono di meno, il 25% venga ammesso al barrage. In questo momento qualificati di diritto alla prosecuzione di gara sono 9, sono 11, tanto non indimenticabile il giro di Lucia Vizzini, 12 penalità al tempo di 75 e 91. Adesso tocca a Jane Richard Phillips per la Svizzera. Dicevo, sono 11 finora i percorsi netti e che sono direttamente ammessi al barrage, sono in ordine di classifica e dunque in ordine inverso rispetto a come scenderanno in campo nel secondo giro. La Svizzera Fricker, poi il francese Kevin Stott, l'azzurro Emanuele Gaudiano è l'unico italiano fino a questo momento qualificato per il barrage. Ci sono 4 tedeschi, in particolare c'è Nick Skelton, l'altra svizzera Christina Lieber, Ludger Beerbaum, il campionissimo tedesco, poi il francese campione di Francia in carica Michel Ecart, il terzo svizzero del lotto Pius Schwitzer, l'ultimo in ordine di tempo a qualificarsi, poi Robert Smith per la Gran Bretagna, e quindi i tedeschi Jan Wernke e Philipp Weishaut, con Karsten Opponagel che in questo momento è il primo degli esclusi con 4 penalità, ma è il migliore dal punto di vista del tempo con 75,68. 13 ostacoli per 16 salti complessivi. Questo prevede il percorso base ideato dallo chef de piste Uliano Vezzani e dei suoi collaboratori, mentre nel frattempo Jane Richard Phillips è già arrivata a quota 8, dunque ha perso ogni chance di mettere piede nel secondo e decisivo giro, che sarà più corto e che naturalmente assegnerà poi il Gran Premio Roma. A livello di difficoltà assolutamente distribuite lungo tutto l'arco dei 530 metri del percorso base. La velocità richiesta ai cavalli è di 400 metri al minuto, il tempo massimo è di 80 secondi, il tempo limite è di 160 secondi, le infrazioni di tempo vengono calcolate ovviamente per una penalità per ogni 4 secondi di superamento del tempo massimo. 16 penalità in totale per Jane Richard Phillips, ovviamente nulla da fare per la sua prosecuzione di gara. E adesso tocca a Natalia Chiaudani, mentre qui vediamo la disavventura quasi di Kister de Guldenboom, questo castrone di 9 anni, compagno di gara di Jane Richard Phillips. Questo invece è uno spaccato del salottino che ospita i Cavalieri Casafise all'interno, allestita all'interno di uno dei tendoni del villaggio ospitalità. Natalia Chiaudani con questo grigio tedesco, questo castrone Holstein di 16 anni, Camiro. Non è il suo primo cavallo,
Oggi però ha scelto di affidarsi al grigio Camiro. Chiodani per l'imperfetta condizione fisica di Almeno ha rischiato qualcosa sulla riviera, un fronte di uno specchio d'acqua di 3,80 m, ostacoli alti 1,60 m. Si comincia con la triplice di 1,50 per 1,80 m. Approfitteremo poi del percorso di Henrik von Eckermann, lo svedese, subito dopo Chiodani, per descriverlo nei particolari. Intanto esce indenne dalla doppia gabbia una delle due combinazioni previste. Adesso il verticale rustico su fosso superato, piegata a mano destra per andare ad affrontare l'ultima parte del percorso, un passaggio di sentiero in bianco e giallo e poi la dirittura che porta all'ultimo ostacolo, prima con un Oxer in giallo e blu, e quindi la seconda gabbia, una gabbia di dritti superata. Manca un ostacolo per Chiodani, un Oxer conclusivo, a segno Chiodani, secondo azzurro qualificato per il barrage. Natale Chiodani con Camiro, dopo Emanuele Gaudiano, anche Natale Chiodani, già campione italiano. Natale Chiodani settimo tempo per lui, ma quel che conta è ovviamente lo zero agli ostacoli, che porta un altro azzurro in barrage. L'Italia che non vince il Gran Premio Roma dal 1994, anno in cui si impose Arnaldo Bologni con Mayday, anno in cui peraltro nacque il figlio di Arnaldo Bologni, Filippo, che abbiamo visto in gara ieri, qui l'esultanza ovviamente del clan di Chiodani. E giustamente si toglie il cappello, si sfila il cap per salutare il pubblico romano. Anche oggi, anzi oggi probabilmente è la giornata in cui il pubblico è più presente, nonostante la concomitanza con il derby di Coppa Italia, la finale di Coppa Italia Roma-Lazio che sta giocando all'Olimpico. Oggi però giornata che si preannunciava fredda e ventosa, si sta pian piano scaldando nel pomeriggio. Henrik von Eckermann monta Gotha che vinse l'anno scorso il Gran Premio Roma, ma sotto la sella di Ludger Beerbaum, poi è passata nella scuderia di Henrik von Eckermann. Il Nick Skelton inquadrato sul teleschermo, salta meravigliosamente questo maschio annoverano di 12 anni. Come si dice in questi casi, Gotha fa tutto da solo, sa leggere e scrivere. Qui ha commesso una leggerezza il suo cavaliere, però guardate che facilità, e arriva addirittura il secondo miglior risultato cronometrico per von Eckermann e Gotha. Le penalità 75 secondi e 23, clear time 75. Pensate che bella storia sportiva, adesso nella seconda manche intanto con si ritroverà contro lo zero di Henrik von Eckermann sono 13 i percorsi netti, dunque abbiamo raggiunto il 25% dei binomi che hanno diritto al secondo giro. Ovviamente è una quota questa che può essere elevata in caso ovviamente di ulteriori percorsi netti. Mancano a questo punto altri 6 binomi. Se uno di questi binomi compie il percorso netto va di diritto in barrage. Nell'intervallo ci sarà
sarà un piccolo intervallo tra la prima e la seconda manche, circa 10 minuti, peraltro sarà parzialmente occupato dalla esibizione di Anna Cavallaro, una specialista del volteggio. Ne approfitteremo anche per ascoltare ai nostri microfoni il presidente della FISE, Antonella Dallari, tracciare un piccolo bilancio di questa 81esima edizione del concorso di salto ostacoli di Roma, Piazza di Siena. Bene, intanto Sergio Alvarez Moya con Carlo, castrone Holstein di 12 anni dal mantello grigio. Sergio Alvarez Moya, uno dei cavalieri spagnoli di miglior rendimento, chiuso in settima posizione la stagione indoor di Coppa del Mondo. Qui si avvia verso l'ultimo Oxer, deve domare l'irrequietezza di purtroppo l'errore all'ultimo ostacolo Carlo, compromette la gara, fatale. sedicesima posizione, dunque non accede alla seconda Niente manche. barrage, pensate, un errore 86 per secondi, 42 secondi. Carlo. For 76.42. Niente da fare Basta per davvero poco il veder sfumare un traguardo come quello a cui Alvarez Moya probabilmente aveva già in qualche modo pensato di raggiungere, ma non si può mai dire l'ultima parola perché non si supera anche l'ultimo ostacolo. Ora, per la Gran Bretagna, un cavaliere che ha vinto 2 gare grosse qui in Piazza di Siena quest'anno, le gare grosse delle prime 2 giornate, lui è Scott Brush su Hello Intertoy. per la Gran Bretagna adesso Scott Brush con Intertoy, cavallo che ha gareggiato ieri anche nella gara di Potenza. Con Scott Brush è di fatto il suo cavallo di punta della scuderia, ha gareggiato anche ai mondiali di Lexington nel Kentucky 3 anni fa. Quest'anno anno dispari, ci sono le rassegne continentali, ci sono già stati i giochi panamericani. Il campionato d'Europa invece si svolgerà nella terza settimana di agosto, dal 19 al 25 agosto ad Aarhus in Danimarca. In contemporanea ci saranno gli europei di salto ostacoli e gli europei di dressage, quali l'Italia si presenta con discrete chance almeno di approdare in finale, soprattutto con Valentina Truppa, che sta conoscendo un'altra grande stagione di Coppa del Mondo. Per la prima volta quest'anno è arrivata anche la soddisfazione di una grande vittoria e soprattutto i complimenti di una leggenda del dressage come Adelinde Cornelis. Tanto niente da fare per la prosecuzione di gara per Scott Brush. 3 errori, 12 le penalità, il tempo 77 secondi e 04. Campione olimpico a 4 squadre, cavalli al Scott termine di Brush questa prima manche. Attenzione fuori però, dal barrage. diciamo a voi tutti che nell'intervallo tra la prima e la seconda manche ci sarà un ospite Tanto importante viene in campo annunciato l'esibizione proprio di non lasciate la vostra postazione perché Anna ci Cavallaro, sarà la presenza lo speaker importante del grande concorso, Umberto Marcoscelli, uno dei 2 speaker del concorso. si presenterà a voi nella sua particolare disciplina. Vedremo, sarà una bella sorpresa. Intanto per la Germania. Per la Germania intanto Daniel Deusser con Cornet d'Amour, castrone Westfalen di 10 anni dal mantello grigio immacolato. Daniel Deusser, Cavaliere nato nel 1981, Cornet d'Amour, cavaliere di Wiesbaden, nato il 13 agosto dell'81. Questo è Uliano Vezzani, il direttore di campo. Partecipato il suo miglior risultato in Coppa del Mondo è stato un secondo posto, montava Air Jordan nel 2007 alla finale di Las Vegas, nella quale Juan Carlos Garcia giunse quarto, miglior risultato ottenuto da un cavaliere italiano nel circuito indoor.
sale sul cancello al numero 7, preludio della prima delle due combinazioni, una doppia gabbia classica largo dritto largo, 1,55 per 1,60 i due passaggi di sentiero, 1,57 m il verticale intermedio. L'Oxer al numero 10 è un passaggio di sentiero di 1,57 per 1 metro, quindi il passaggio di sentiero sul fosso 1,55 per 1,60, c'è una piccola indecisione ma la barriera resta su, la gabbia, e arriva il percorso netto anche per Daniel Deusser. E allora sono 14 i binomi ammessi al barrage, arrivano altri due tedeschi in attesa dei percorsi di Lucrezia Pilar Cordon e di Roberto Turchetto per l'Italia, e quindi di Linda Head, che sarà l'ultima a prendere il via. È il cavallo numero 47 di Tessera, terzultimo di questa prima mancia. Lucrezia Pilar Cordon monta Nuage Bleu, Lucrezia Pilar Cordon, amazione di Saragossa, monta Nuage Bleu, castrone Self Français di 12 anni, terzultima a prendere il via, poi toccherà a Roberto Turchetto e quindi a Linda Head per chiudere il lotto dei 47 alla fine che hanno preso il via a questo Gran Premio, questo primo giro del Gran Premio. Io intanto do il benvenuto e ringrazio per la sua disponibilità al Presidente della FISE, Antonella Dallari. Buon pomeriggio Presidente. Buon pomeriggio a tutti. Posso farle subito i complimenti senza captatio benevolenze per questa edizione 81 di Piazza di Siena che non lo diciamo noi ma l'ho detto la stampa internazionale, è stata la più bella degli ultimi anni. Sì, io vi ringrazio dei complimenti. Sono molto orgogliosa di questa edizione, sicuramente nuova, con una nuova veste, una nuova struttura tecnica che ha fatto sì appunto che sia i cavalieri, i tecnici e il pubblico potessero seguire al meglio veramente da vicino tutte le gare. Nonostante l'ansia che l'ha divorata nelle 2 settimane precedenti, perché lo diceva, lo confessava prima, praticamente questo evento è stato organizzato in 2 settimane, di solito negli anni passati ci volevano 40 giorni di lavoro, quest'anno tra vincoli paesaggistici, nuova collocazione da studiare e quant'altro ci avete messo 2 settimane, insomma è stata una Sì. bella corsa. È stata una corsa sì, che ha procurato un po' d'ansia, ma poi alla fine il risultato c'è stato. È però fondamentale avere quei pochi giorni in più per arrivare sicuramente più tranquilli e valutare tutti gli ultimi dettagli, quindi con un po' più di tempo. Ecco, in chiusura, poi la lascio ai suoi impegni federali evidentemente, possiamo considerare l'81esima edizione, striderebbe un po', no? Perché insomma parlare di 81esima edizione come un punto di partenza sembra un po' un controsenso, ma possiamo considerarlo questo come un punto di partenza? Per lei era il battesimo, perché insomma era il primo anno da presidente del suo quadriennio. Possiamo considerarla così come un punto di partenza, cioè il nuovo che guarda al passato come lo slogan della manifestazione? Certo, per me lo è sicuramente, però con un occhio attento a quello che è la tradizione e la cultura del concorso ippico romano, ma lo è, questa nuova edizione è sicuramente per noi un punto di partenza anche dal punto di vista sportivo. In questi giorni abbiamo visto i nostri ragazzi, molti dei quali era la prima, diciamo che anche per loro il battesimo, la prima edizione di Piazza di Siena, però lavorare bene e avere buoni risultati. Qui abbiamo 2 cavalieri qualificati per la seconda manche ed è sicuramente un buon risultato poi non dimentichiamoci che tra la prima e la seconda manche seguiremo la nostra campionessa indiscussa Anna Cavallaro, vincitrice della Coppa del Mondo. Unica azzurra di tutte le discipline equestri a fregiarsi del titolo di
di una vittoria in Coppa del Mondo. Certamente un esempio da seguire per la dedizione, la passione, l'impegno che ha messo in tutto questo percorso. E poi una ragazza che ha una storia molto particolare, la racconteremo durante la sua esibizione. Grazie Presidente, buon lavoro. In sintesi, che voto diamo alla sua prima Piazza di Siena? Lo lasciamo dare agli altri il voto. Io devo dire che per come sono fatta guardo questa Piazza di Siena con grande soddisfazione, ma ho già il taccuino con piccoli accorgimenti da portare, per cui comunque il voto lo lasciamo dare agli altri, a voi. 7,5 va bene? Va bene, grazie. Grazie, Buon grazie pomeriggio. al Presidente Antonella Dallari, naturalmente buon lavoro per il suo impegno, un impegno particolarmente probante. Abbiamo anche analizzato con il Presidente del CONI Giovanni Malagò l'equitazione più di ogni altro sport probabilmente soffre anche la congiuntura economica negativa di questo particolare momento. Tanto è in campo l'ultimo binomio, quello formato dalla svedese Linda Head e dallo stallone svedese Be Wonderful. 14 binomi ammessi alla seconda manche, dunque vedremo un barrage bellissimo e rimangono tanti perché c'è l'errore sul primo elemento della doppia gabbia da parte di Be Wonderful che non riesce ad essere meraviglioso come vorrebbe il suo nome e dunque si dovrà accontentare di una posizione di rincalzo. Due azzurri dunque in gara a caccia di un Gran Premio Roma che manca dal 94, dall'anno in cui si impose Arnaldo Bologni. Qui seguiamo la conclusione della gara con 12 penalità, termina il suo impegno Linda Head e dunque avremo un barrage molto ma molto intenso con 14 cavalieri, 14 binomi meglio, per andare a caccia di questo Gran Premio Roma, tra l'altro con una storia nella storia perché, come dicevamo in presentazione, mentre Sylvester Destrand, lo chef d'équipe della Svezia, stava osservando, vedete, la prova di Linda Head con grande attenzione. Dicevo, mentre gli aiutanti di campo di Giuliano Vezzani preparano il campo per il barrage, un barrage che si svilupperà su 8 ostacoli per 9 salti, dunque sarà una gara molto più corta, molto più agile, che come tutti i barrage verrà decisa sì dalla precisione agli ostacoli ma anche dalla velocità. Intanto vedete scorrere la lista dei qualificati, primo degli esclusi Karsten Otto Nagel che con 4 penalità non entra in barrage, entrano da regolamento, come abbiamo detto, soltanto gli zeri perché gli zeri sono i percorsi netti, sono il 25%, più del 25% dei partenti. Tra le delusioni possiamo citare anche l'assenza dell'Ucraina nel barrage, non c'è neanche un cavaliere Ucraina che 2 giorni fa ha festeggiato la vittoria in Coppa delle Nazioni, la prima storica vittoria in Coppa delle Nazioni di una nazionale che abbiamo detto essere multiculturale, formata da un cavaliere nato in Brasile come Cassio Rivetti, da 2 ex tedeschi come Ulrich Kirchhoff. Peraltro Ulrich Kirchhoff ha una storia straordinaria dal punto di vista sportivo, campione olimpico a livello individuale, campione olimpico a squadre con la giubba della nazionale tedesca nel 96 ad Atlanta, poi ha scelto di gareggiare per l'Ucraina, è diventato ucraino di fatto da pochi mesi, mentre Katarina Uppel, ucraina dal 2005, di fatto Oleg Krashuk, l'unico della
nazione ucraina ad essere portacolori nato e cresciuto in Ucraina, nel quale c'è anche una bella fetta d'Italia, perché l'Ucraina si allena vicino Milano, così ha voluto Alexander Onyshenko, il magnate ucraino che investe molto del suo patrimonio personale proprio nell'equitazione, tra l'altro ha affidato al libanese Najib Chaim le sorti della sua nazionale. Najib Chaim che invece è italiano per matrimonio, perché è sposato con una signora romana e vive a Roma. Abbiamo i signori concorrenti. Nel frattempo La seconda manche del Gran Premio Loro Piana Città di Roma avrà inizio alle ore 17. We would like to inform the competitors and the public that the second round of the Grand Prix Loro Piana Città di Roma will start at 5 o'clock. viene sistemato nel frattempo il campo ostacoli per permettere poi la disputa della seconda manche, una seconda manche che comincerà tra poco. Tra pochissimo avremo anche l'esibizione di Anna Cavallaro, come detto, al volteggio. Anna Cavallaro, amazzone di grande livello, ha vinto la Coppa del Mondo proprio nella sua disciplina, nel volteggio. È tutto pronto dunque per l'inizio del barrage che sceglierà il vincitore del Gran Premio Roma edizione 2013. L'anno scorso si impose Ludger Beerbaum in sella a Gotha, quest'anno Gotha e Ludger Beerbaum sono ancora in corsa per la vittoria, ma separati, perché Gotha è sotto la sella dello svedese Henrik von Eckermann, allievo di Ludger Beerbaum, mentre Ludger Beerbaum stesso presenta Chaman, sarà il settimo ad entrare in campo per il barrage. Barrage che si apre con un altro tedesco, Philipp Weishaupt, protagonista in Coppa. Philipp Weishaupt affronta gli 8 ostacoli per 9 salti che Uliano Vezzani ed i suoi collaboratori di campo hanno disposto. Si comincia con un dritto di 1,60, poi un ostacolo largo, quindi un altro verticale, quindi la gabbia, combinazione largo dritto, una lunga galoppata verso il passaggio di sentiero, poi la piegata a mano sinistra per affrontare il verticale in viola e verde dedicato alla Federazione Equestre Internazionale, il passaggio di sentiero sul quale c'è errore da parte di Philipp Weishaupt, poi una lunga galoppata fino all'ultimo ostacolo che è un dritto, tempo 45,09 ma con 4 penalità per Philipp Weishaupt, dunque una prima manche splendida da parte di Philipp Weishaupt, un secondo giro non particolarmente intenso. Philipp Weishaupt che nel 2011 fu protagonista di una singolare disavventura, ha passato una notte in cella a Madrid all'interno dello stadio Santiago Bernabéu. Fu arrestato perché violò il campo di gioco, stava festeggiando all'interno
di un ristorante dentro lo stadio Santiago Bernabéu con la nazionale tedesca, il titolo appena conquistato, e mimò un gol, si inginocchiò sotto la curva sud sul terreno di gioco. Ovviamente la sicurezza del Real Madrid lo portò in carcere. Dopo quella disavventura ha detto: ho capito perché per gli spagnoli quel terreno è sacro. Jan Bernke con Queen Mary ancora per la Germania, grande piegata a sinistra per guadagnare spazio. Errore lo stesso di Philipp Weishaupт, stesso Oxer, stesso passaggio di sentiero sul quale c'è errore. Poi tra l'altro qui ha rischiato molto. 43-45 più veloce, 43 e 45 per Jan Bernke. Si è visto la differenza del nell'approccio da parte di Philipp Weishaupt rispetto a Jan Bernke. Queste sono le immagini che arrivano dal campo prova, e questo invece è Robert Smith. Robert Smith, cavaliere britannico, nato nello Yorkshire il 12 giugno del 61. Nel 79, quando aveva appena 17 anni, divenne il più giovane vincitore della King George Gold Cup al Royal International Horse Show di Upton. Figlio d'arte, il papà Harvey, gareggiato in 2 edizioni delle Olimpiadi, nel 68 e nel 72, vincendo poi una medaglia di bronzo ai mondiali del 70. Lui quarto individuale ad Atene nel 2004. Qui qualche problema per affrontare questo verticale. Oxer, qui hanno sbagliato tutti, non lui. Attenzione al tempo. Verticale in giallo e blu, doppio netto, 45-38, va al comando. Va al comando Robert Smith. Nell'albo d'oro del Gran Premio Roma l'ultimo britannico ad imporsi è stato John Whittaker nel 2007 in sella a Peppermill. Prima di lui nel 2006 Nick Skelton con arco, grandissima prestazione fu quella di Nick Skelton nel 2006. Bisogna stare sotto i 45 secondi e 38. Nick Skelton che rivedremo in barrage tra un po' con Big Star, lui che ha rischiato di dover abbandonare le competizioni per una bruttissima caduta nel 2001. Pius Schwitzer per la Svizzera monta Pixud Shen. Non indimenticabile questo binomio in Coppa delle Nazioni. La Svizzera non ha raccolto quanto probabilmente sperava. Lo svizzero di Lucerna, Pius Schwitzer, nato il 13 agosto del 62. Con la Svizzera ha vinto il campionato europeo nel 2009 a Windsor, in un'edizione storica per l'equitazione azzurra, perché l'Italia conquistò il bronzo a squadre, ultimo all'oro conquistato dall'Italia in una competizione internazionale a livello di salto ostacoli. Bene sul verticale rustico, gabbia superata. Ora il passaggio di sentiero, poi questo ostacolo dritto in viola e verde, sceglie di non forzare troppo la piegata a mano sinistra per dare poi agio a Pixud Shen di stendersi verso gli ultimi 2 ostacoli. È più lento però, è più lento rispetto a
Robert Smith, l'applauso di Philippe Gerda, l'ex grande cavaliere francese che guida la squadra svizzera. Pius Switzer va al secondo posto, 47,13, meno veloce. Robert Smith per il momento mantiene il comando della classifica. Dunque resta al comando. Sono però avversari pericolosi. Eccolo qua. A partire dal campione di Francia. Michel Eckhart. Cominciano da lui gli avversari più pericolosi. Michel Eckhart, che ha vinto il titolo nazionale francese qualche settimana fa. Non c'è invece in campo il campione italiano Filippo Moyerson, eliminato in prima manche. C'è Folla invece al campo ostacoli. Quest'anno solitamente molto veloce, molto rapido, però qui il livello è veramente massimo. Michel Eckhart con Chilano de Calvary nel 2003 a Danaue-Schingen, conquistò l'argento a squadre per la Francia. Michel Eckhart, cavaliere molto esperto, del 53. Qui un rischio di troppo sul secondo elemento della gabbia. Ha rischiato, non ha pagato qui il rischio per Michel Eckhart, non ha risposto al meglio Quattrin del Rock. Subito dopo di lui vedremo in campo il primo degli azzurri, Natale Chiaudani, con il grigio Camiro. Intanto finisce con 8 penalità Michel Eckhart, il peggiore la precisione non ha brillato e quindi due errori. dei binomi Questa finora. è la situazione. La velocità e la precisione a questo livello è molto difficile armonizzarle. Vedremo se ci riuscirà il campione d'Italia 2012, Natale Chiaudani, in sella Camiro. Ludger Berbaum inquadrato in primo piano. E adesso, mentre esce Michel Eckhart dal campo, entra Natale Chiaudani per l'Italia. Monta Camiro, questo grigio di razza tedesca, Holstein di 16 anni. Splendido in prima manche. Adesso deve misurarsi anche con il cronometro. Miglior tempo 45,38 senza errori di Robert Smith e voilà. Errore sul primo elemento della gabbia, replicato poi in uscita dalla combinazione, niente da fare. Vittoria che sfuma per Chiaudani, che tra l'altro adesso ovviamente non ha alcun interesse a forzare l'andatura. Finisce peraltro con un altro ostacolo abbattuto. 48 secondi e 28, 12 penalità per Chiaudani. Pensate cosa può voler dire montare in gara per la terza volta un cavallo ed arrivare in seconda manche in Gran Premio Roma. Solo un grande campione può riuscire ad ottenere una prestazione del genere. Comunque tra gli applausi Natale Chiaudani, era, pensate, soltanto la terza volta che questo binomio si presentava in gara. Quale farà il suo ingresso ora in campo, ve l'abbiamo detto, lui ha vinto questo Gran Premio lo scorso anno, ma non con Avete visto la situazione di classifica. E adesso Ludger Berbaum, il sarà probabilmente non solo, ma anche un suo allievo. campione olimpico, campione del mondo, campione europeo, ha vinto tutto quello che si può vincere a livello individuale e anche a livello di squadra. Formidabile uomo di cavalli, Ludger Berbaum, che la sua gota montata dal suo allievo Henrik von Eckermann farà ingresso per penultimo. oltre che essere un grande cavaliere è anche un eccellente istruttore, come dimostra il fatto che uno dei suoi allievi, Henrik von Eckermann,
in sella a Gotha, cavallo con il quale Beerbaum vinse l'anno scorso il Gran Premio Roma, è qui a giocarsi le sue chance contro il maestro. Ludger Beerbaum monta Shaman, stallone olandese di 14 anni. Carriera lunghissima quella di Ludger Beerbaum, cominciata addirittura nel 1984 in occasione di un campionato europeo. Aveva fatto intendere che si sarebbe ritirato dopo Londra, dopo l'Olimpiade, invece ancora in sella. Informazione sbagliata, ha detto ai media, ai giornalisti che glielo hanno chiesto poi quando l'hanno visto tornare alle gare. Grande gara per Ludger Beerbaum, se non commette errori va decisamente al comando, ma c'è l'errore sull'ultimo ostacolo. Veleno nella coda per Ludger Beerbaum, 41,35, era un tempo meraviglioso. Scivola in terza posizione per effetto di quell'errore. Certamente non sarà soddisfatto Ludger Beerbaum, ma questo è un campione di fronte al quale non può solo alzarsi in piedi ed applaudire. Ecco qui il momento decisivo. Formidabile. Si gira Ludger Beerbaum per controllare che la barriera resti su, ma la barriera lo tradisce in questo senso. Qui il suo disappunto. Esce Ludger Beerbaum adesso per la Svizzera. Christina Lieber monta Eagle Eye, stallone belga di 9 anni. Christina Lieber ha montato in Coppa delle Nazioni per la nazionale elvetica. Christina Lieber è svizzera di nazionalità, genitori svizzeri, è nata in Germania, a Stoccarda. All'età di 2 anni poi i suoi genitori, che si erano trasferiti in Germania per lavoro, tornarono nella natia svizzera. Commesso errore sul verticale della Federazione Equestre Internazionale, dunque anche per Christina Lieber si allontana la possibilità di entrare nei primi posti, sesta in questo momento con 4 penalità. Ed ora Nick Skelton adesso per la Gran Bretagna. Un'altra leggenda della equitazione, Nick Skelton. Attenzione perché questo è un binomio. Hanno dimostrato in prima manche di avere grandi possibilità per puntare al bersaglio grosso. Eccolo qua, Nick Skelton nel 2001 fu costretto a fermarsi vicino al ritiro dopo una rovinosa caduta da cavallo e la frattura di una vertebra dorsale. Fu salvato di fatto da uno specialista tedesco. Appena pubblicato la sua autobiografia, si intitola Non solo cadute e cavalli. Nick Skelton, che ha vinto il Gran Premio Roma nel 2006. Sforzo pazzesco di Big Star per superare quell'ostacolo. Skelton al comando! Nick Skelton, 41,23, che grande gara! Giù il cappello davvero di fronte a questo cavaliere leggendario.
ufficiale dell'impero britannico, Nick Skelton, campione olimpico con la nazionale del Regno Unito l'anno scorso a Londra nell'oro a squadre conquistato dalla nazionale britannica, che inseguiva da lunghissimo tempo questo bersaglio. Lui che non ha mai vinto una medaglia d'oro a livello mondiale, a livello individuale. È andato vicino soltanto ad Aquisgrana nell'86 quando vinse il bronzo individuale e l'argento a squadre. Per l'Italia Emanuele Gaudiano, le chance azzurre di riportare il Gran Premio Roma in Italia, di lasciarlo a Roma. Sono nel portacolori del Corpo Forestale dello Stato Emanuele Gaudiano, partito con grande piglio. Kokoschinski meraviglioso in prima manche, verticale superato, la sensazione è che sia un filo più lento rispetto a Skelton. Ultimo ostacolo, non c'è errore, secondo per 8 centesimi di secondo, 8 centesimi di secondo per Emanuele Gaudiano, al secondo posto, 41,31 per Gaudiano, 41,23 per Nick Skelton, ma come per Nick Skelton anche per Emanuele Gaudiano bisogna togliersi il cappello per Emanuele Gaudiano. Pensate, esordiente in Piazza di Siena, 2 ostacoli saltati, al terzo ostacolo disarcionato, eliminato per caduta, poteva essere l'inizio di un incubo lungo 3 giorni, e invece Emanuele Gaudiano si è riscattato, percorso netto in seconda manche in Coppa delle Nazioni, adesso in Gran Premio Roma, netto in prima, netto in seconda manche, solo 8 centesimi di secondo lo hanno separato da Nick Skelton, che a questo punto pone una serissima ipoteca sul Gran Premio Roma. Sarebbe il secondo della sua carriera dopo la vittoria nel 2006 con Arco. Attenzione però a Kevin Staut, il francese, per tanto tempo al comando della classifica per risultati, classifica individuale per i cavalieri. Qui monta Kisny Devaux, una cavalla del francese di 9 anni. Molto bene fino a questo momento, deve rischiare qualcosa, altrimenti il cronometro non è dalla sua parte, non c'è. Peraltro il percorso netto sarebbe comunque stato più lento rispetto a Skelton e a Gaudiano. 4 penalità, soltanto 3 binomi al termine. 3 cavalli al termine. Il Gran Premio Daniel Deusser con Cornet Amour, poi Henrik von Eckermann e Gotha, e quindi Alexandra Fricker e Pei. Mentre rivediamo il momento in cui Kevin Staut si avvia verso il... Intanto qui Nick Skelton che non scende giustamente da cavallo. Daniel Deusser per la Germania. Cornet Amour, castrone grigio di razza Westfalen. La sensazione è che sia un po' più lento rispetto a Skelton. Adesso la piegata per affrontare il verticale, c'è errore, niente da fare, nonostante la pulizia nella prima parte.
42-17, un filo più lento comunque, ma 4 penalità che lo fanno scivolare in sesta La posizione. cavalla che E ha adesso vinto questo Gran Premio, Enric von Eckermann con Gotha, la cavalla che l'anno scorso sotto la sella di ottavo posto nella Ludger Beerbaum vinse questo Gran Premio l'anno scorso, e adesso con Enric von Eckermann, cavaliere di Nick Jupping, che si è stabilito in Germania a Riesenbeck per lavorare proprio con Ludger Beerbaum, sesto con la Svezia all'Olimpiade di Londra, montava Allerdings. Adesso Gotha, la cavalla che Ludger Beerbaum gli ha affidato, cavalla velocissima. Molto rapida e molto pulita. Errore sul passaggio di sentiero al numero 7, ma guardate il tempo, sceso addirittura sotto i 41 secondi, sarebbe stato un primo posto assicurato per Enric von Eckermann. E allora soltanto Alexandra Fricker può a questo punto togliere la soddisfazione a Nick Skelton di rivincere il Gran Premio Roma dopo 7 anni. Nick Skelton, che si impose nel 2006 con Arco terzo, adesso è al comando con Big Star. Ora Alexandra Fricker e Pei. Al termine del percorso di Alexandra Fricker e Pei vedremo immediatamente dal nostro collegamento da Piazza di Siena. Alexandra Fricker non ha montato in Coppa delle Nazioni, è la più giovane della nazionale svizzera. Sesta nella classifica di rendimento del salto ostacoli all'indoor con questa cavalla. Ci vuole però qualcosa in più per andare a prendersi il Gran Premio Roma, almeno per il momento. Un po' più lenta, decisamente più lenta rispetto a Nick Skelton che può già cominciare a festeggiare, perché anche se arriva il percorso netto comunque sarà più lenta del cavaliere britannico. Arriva comunque il percorso netto, bella la soddisfazione per Alexandra Fricker, grande soddisfazione anche per il clan elvetico, ma il Gran Premio Roma lo vince Nick Skelton ed è la seconda volta in carriera per questo leggendario cavaliere britannico. Con la vittoria di Nick Skelton dunque si chiude il Gran Premio Roma, la gara conclusiva del concorso romano. Noi chiudiamo qui il nostro collegamento, grazie a tutti voi per averci seguito, buon proseguimento di serata con i programmi di Rai Sport.